iniziato esperimento prima in Veneto delle vaccinazioni in chiesa. A Padova una settantina in coda tra i 70 e i 74 anni, alcuni over 80 vaccinati tra i banchi della chiesa. Meno 2 giorni alle riaperture del 26 aprile, meteo avverso, non pochi ristoratori rinunciano, ma c'è chi si attrezza con tende e tensostrutture. Tragico incidente stradale nel pomeriggio a San Vendemmiano, 45enne al volante di un'auto si schianta contro un furgone dei rifiuti, nulla da fare per la donna. A Requaro Terme il dramma di un 65enne agricoltore travolto e schiacciato dal trattore mentre era al lavoro nella sua vigna. Zainetto abbandonato vicino al monumento ai caduti fa scattare l'allarme bomba a Tessera, artificieri sul posto e strada chiusa, robot in azione, fortunatamente la borsa era piena di vestiti. Nuova protesta dei comitati questa mattina davanti alla sede mestrina di Veritas per ribadire ancora una volta la loro contrarietà all'inceneritore di Fusina. Domani Venezia, il Veneto celebrano il santo patrono San Marco. Anche quest'anno Antenna 3 trasmetterà in diretta la messa solenne delle 10 celebrata dal patriarca Francesco Moraglia. Buonasera e ben trovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in apertura il Vax Day, così è stato ribattezzato in chiesa, il primo esperimento di questo tipo in tutta la regione, a Padova, a San Paolo, a Sant'Osvaldo, dove una settantina le persone in coda per essere vaccinati appunto tra i banchi della chiesa. 8 del mattino, parrocchia di San Paolo a Padova. Quelli che vedete non sono fedeli in attesa di andare a messa, ma pazienti che aspettano di essere vaccinati. È l'iniziativa pensata dalla dottoressa di medicina generale Daniela Toderini e proposta a Don Paolo Rizzato, che ha subito accettato di aprire le porte della sua chiesa. E noi abbiamo dato volentieri disponibilità, perché la chiesa è un'aula grande che consente lo spazio sufficiente per questa iniziativa. Il consenso, sì, e questo, le do il numero, cerca il numero 14. Dopo l'accettazione i pazienti vengono accompagnati ai banchi della chiesa, numerati e distanziati. Qualsiasi posto, basta che vengano fatti. Ben venga queste strutture che danno la possibilità di farlo. Si parte. Quasi un centinaio i vaccinati, pazienti della dottoressa che al momento della convocazione dei propri assistiti ha già fatto l'anamnesi, un lavoro preparatorio che ha richiesto oltre 20 giorni. Abbiamo telefonato anche 2 o 3 volte perché hanno voluto sapere, hanno voluto richiamare. E una volta che vengono qui viene consegnato il consenso da firmare e vengono fatti accomodare a dei posti numerati che ovviamente non vengono utilizzati dopo perché vengono igienizzati successivamente. E si passa con i carrelli, si vaccina, si dà il modulo del certificato, un certificato cartaceo col richiamo, con la data del richiamo, basta. Un quarto d'ora di attesa e poi possono andare. Con le note dell'organo si aspetta il proprio turno mentre l'equipe medica composta da 3 medici, un'infermiera e i volontari della parrocchia passa tra i banchi a vaccinare. Bene, tutto bene, grazie. Molto semplice. Per l'AstraZeneca ho chiesto alla dottoressa se potevo essere tranquilla, sicura, mi ha detto assolutamente di sì, quindi... Fra un mese, per i pazienti che hanno ricevuto il vaccino Moderna e a luglio per chi ha ricevuto AstraZeneca, le porte della Chiesa torneranno ad aprirsi. E conta la rovescia per le riaperture, -2 le riaperture di lunedì, con in primo piano la questione della ristorazione. Vediamo in quella di Silea nel Trevigiano come si stanno attrezzando alcuni ristoratori. Pioggia o non pioggia, dicono, noi riapriremo. Carlo, confida nel pienone o è un'utopia, un sogno? No, noi siamo sempre ottimisti, sicuramente gente ne arriverà. Speriamo che i posti bastano. Dopo mesi di stop forzato, le sedie tornano di nuovo a testa in giù. Finalmente, esclama il titolare della nuova tensostruttura esterna al pub di Silea.
e allestita in appena 24 ore proprio in occasione della riapertura di lunedì, per la quale, dice, si volgerà lo sguardo verso il cielo. Noi abbiamo 25 dipendenti che da 6 mesi sono in cassa integrazione, adesso riprendiamo, certo non a pieno regime. A 500 metri da qui, nel noto locale lungo il Sile, è tutto pronto con tende e ombrelloni antipioggia. Anche qui lunedì si apre indipendentemente dal meteo. Cerchiamo di coprire un po' tutto, poi se c'è la pioggia c'è anche meno gente. Poi ovviamente se arriva l'uragano là le tende volano via, ma insomma speriamo di no. Più che il meteo avverso spaventa il coprifuoco. È la titolare insieme al fratello Walter a spiegarne il perché. Perché ho paura che facendo così la gente si ammassa tutta alla stessa ora, è quasi peggio, perché invece di diluirsi in un tot di ore faranno un afflusso tutti dalle 7 alle 9 per essere a casa alle 10. Vero è che la voglia di normalità e la speranza di un futuro migliore sembra nelle intenzioni più forte ed entusiasta di ogni paura e timore, anche del maltempo. A fare eccezione la tensostruttura che, a pandemia superata, come è arrivata, scomparirà. Sicuramente la tolgo. La vuole tenere? No, vi aspettiamo lunedì numerosi. E sulla ripartenza dei ristoranti, come abbiamo già detto ampiamente, resta l'incognita del maltempo. Indipendentemente da questo, sui colli euganei fioccano le prenotazioni infrasettimanali. Si riparte da lunedì, ristoratori aperti a pranzo e cena, secco posti all'aperto, ma tante sono le incognite che ancora attanagliano la categoria, legate al coprifuoco alle 22 o alle specifiche sulla definizione di spazi all'aperto, ad esempio laddove si disponga di vetrate su 3 lati. Le norme non sono ancora ben chiare. Cosa vuol dire all'aperto per tanti ristoranti, che noi nei colli siamo fortunati che abbiamo ampi spazi all'aperto, ma magari nei centri non sanno se possono usare un portico piuttosto che l'altro. Inoltre, se ci fosse brutto tempo non si sa cosa si può fare, cosa non si può fare, siamo in difficoltà su questo. Ci si adatta con menù ad hoc, stuzzichini e assaggi di tutto ciò che di buono la cucina tipica locale propone, ma non solo. Per ovviare al freddo serale, il coperto con copertina diventa un must per ovviare al clima. E qui, per venire incontro alle esigenze e al freddo serale, si sono anche inventati il coperto con copertina, cioè questa coperta verrà data ai clienti che se la potranno portare a casa. Pronti a ripartire quindi sì, anche se ancora si fanno i conti con quello che gli stop and go hanno comportato. Abbiamo lavorato metà, 6 mesi su 12 e lavorato a metà ulteriormente, perché oltre alla diminuzione del numero dei tavoli per i distanziamenti e anche rimanendo aperti fino alle 18 come era prima, ovviamente abbiamo lavorato molto meno. E monta la rivolta della grande distribuzione dopo che nel decreto governo è sparita l'indicazione di poter aprire anche nei weekend e nei festivi dopo il 15 maggio. Allora sentiamo il parere dei cittadini. Sono d'accordo perché finché c'è l'epidemia è giusto che sia così. Ma perché secondo me se sono aperti c'è troppa confusione. Sicuramente sì, perché altrimenti la gente si accentra proprio nei luoghi, nei centri commerciali. In questo momento di transizione, visto che stiamo passando al giallo, magari potrebbero anche rimanere aperti. Da una parte è un'ingiustizia, dall'altra comunque ci si trova sempre comunque in un momento di aggregazione in un luogo chiuso. Siamo troppe restrizioni secondo me. Perché il Covid sì c'è, siamo tutti d'accordo, però con le dovute precauzioni si può anche lasciare aperto. No, secondo me no, perché comunque c'è bisogno che ci sia un'opportunità per tutti di potersi rifornire, di poter venire nei negozi. Non credo che sia giusto. Sono contenta che la prossima settimana riaprano, ecco, quello sì, assolutamente. Secondo me sarebbe meglio che ci fosse un po' più di... Cioè devono essere un po' più attente le persone. Non è giusto, anche perché nel centro sono aperti. Appunto, prima eravamo al mercato, era pieno di gente e la gente che mi stava a tanto così. Quindi se prima in fila al mercato stavamo tanto così, perché adesso i centri sono chiusi, i negozi non si può entrare, magari con le giuste precauzioni.
E da lunedì in zona gialla non sarà un libera a tutti, lo ha detto il sindaco di Padova Giordani, che promette controlli più serrati. Intanto nelle scorse ore sempre a Padova, complice il maltempo, i primi assembramenti al Portello. In vista del ritorno in zona gialla, la voglia di ritrovarsi e il bel tempo hanno fatto sì che in zona Portello si siano creati i primi assembramenti. Ieri intorno alle 19 sulla scalinata c'erano diversi giovani radunati, al punto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri e della polizia che pattugliavano la zona proprio per controllare eventuali situazioni di rischio. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno invitato i giovani a mantenere il distanziamento e la situazione è rimasta sotto controllo. Intanto il sindaco Giordani ha già annunciato che dal 26 i controlli in città saranno potenziati, ribadendo che non sarà un libera tutti. Musei pronti ad accogliere i visitatori dopo il lungo periodo di chiusura imposto dalle misure di contenimento al Covid. Allora ecco le modalità con cui si potranno visitare. Padova riparte dalla cultura. Da lunedì riapre il sistema museale nella sua complessità. Il complesso degli Eremitani, che comprende la Cappella degli Scrovegni, il Museo agli Eremitani, il Museo Bottacin e il Museo Zuckerman, dove si accede con un biglietto unico. Dopodiché sempre fa parte del sistema museale il Palazzo della Ragione, dove si entra con un biglietto specifico. È auspicabile venga fatta la prenotazione online, sicuramente per la Cappella degli Scrovegni, dove, mi permetto di dirlo a chi ci sta ascoltando, è una bella occasione da sfruttare. Non si entra più in 25 perché la normativa Covid non permette un ingresso a più di 10 persone simultaneamente e quindi è un po' un'occasione unica e ripetibile. Stesse regole per la prenotazione, obbligatoria sabato, domenica e nei festivi, valgono anche per il Palazzo della Ragione, per la Loggia Elodio Cornaro, per l'Oratorio San Michele, per la Casa di Petrarca ad Arquà. E il 1° maggio tutte le sedi museali saranno straordinariamente aperte con obbligo di prenotazione. Da non perdere anche le mostre di Van Gogh, I colori della vita al Centro Culturale San Gaetano e la mostra sulla pittura dei macchiaioli a Palazzo Zabarella, prorogate fino a fine giugno, ma tante sono le tappe in cantiere per un'estate all'insegna della cultura e dell'arte. Porteremo a termine tra luglio e agosto il percorso di candidatura a patrimonio UNESCO dell'umanità, in cui la cappella, il Palazzo della Ragione e la stessa contigua chiesa degli Eremitani sono alcuni dei punti di forza. E adesso con la pagina della cronaca ci trasferiamo nel Trevigiano, in quel di San Vendemmiano, dove nel pomeriggio di oggi si è registrato un tragico incidente. A scontrarsi un'auto in camioncino dei rifiuti di Savno per cause ancora in fase di accertamento. Nello schianto ha perso la vita una donna di 45 anni. Dopo l'impatto i due mezzi sono finiti entrambi in un fossato. Solo l'intervento dei vigili del fuoco sul posto, con squadre da Vittorio Veneto e Conegliano, oltre all'autogru da Treviso, ha permesso di estrarre la donna dall'auto e affidarla alle cure del SUEM. Ma per la donna, una cittadina senegalese, come detto, non c'è stato purtroppo nulla da fare. E adesso un'altra tragedia, stavolta sul lavoro, con un 65enne che è morto nella sua vigna dopo essere stato travolto dal suo trattore. Tragedia a Recoaro Terme. Eugenio Castagna, 65 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando nel suo podere. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che erano al lavoro con lui. Secondo quanto verificato dai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo stava tagliando e potando gli alberi della sua proprietà in zona Santa Giuliana, quando il trattore con il rimorchio parcheggiati in pendenza si sono mossi finendogli addosso. Su di lui è finito anche il carico di legna. Allertati i soccorsi, i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare il 65enne dai pesi che lo stavano bloccando, mentre il SUEM aveva chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, fatto poi rientrare. Per il 65enne infatti non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo.
Adesso uno zainetto depositato nei pressi del monumento ai caduti ha fatto scattare un allarme bomba in via Asti a Tessera, nel Veneziano. Dunque la segnalazione alla polizia è arrivata intorno alle 10:30 di stamane. Sul posto, oltre agli artificieri, sono giunti anche i vigili del fuoco. Durante l'operazione di avvicinamento alla borsa dei robot teleguidato il traffico lungo la Triestina è stato interrotto per ragioni di sicurezza. Gli artificieri hanno bonificato la borsa risultante fortunatamente piena soltanto di indumenti, probabilmente di un senza tetto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un paio d'ore. E questa mattina, sempre nel Veneziano, in quel di Mestre, nuova protesta dei comitati davanti alla sede di Veritas per ribadire ancora una volta la loro contrarietà all'inceneritore di Fusina. Inventiamoci tutto quello che possiamo fare da qua a giugno e oltre per far sì che si continui a parlare. Mai più veleni nella nostra città, basta con i rifiuti. Sono alcuni degli slogan portati da comitati e associazioni che da tempo si battono per dire no all'inceneritore di Fusina durante la manifestazione di protesta davanti alla sede mestrina di Veritas che hanno accerchiato. Continueremo con le mobilitazioni, anche se l'inceneritore è stato autorizzato ed avviato a dicembre, almeno nella prima linea, però questo non ci ferma. Abbiamo la scadenza importante del ricorso il 23 di giugno, ma da qui al 23 giugno e anche dopo, indipendentemente da come andrà, noi continueremo a essere presenti, a mobilitare le persone, a sensibilizzare, perché riteniamo che questo ecomostro, lo chiamiamo noi, debba essere fermato. Il progetto dell'inceneritore non è solo dannoso per il territorio, per i cittadini e le cittadine tutti e tutte, ma è dannoso per l'ambiente e per il nostro pianeta. L'intera comunità scientifica sta parlando di quelli che sono i rischi della crisi climatica e ad oggi ancora le amministrazioni locali investono per i prossimi decenni in progetti che continuano a inquinare. È una battaglia che portiamo avanti da anni e che comincia anche a dare dei risultati. In particolare la richiesta delle mamme di fare delle analisi sulla presenza di diossina nel latte materno e sulla presenza di metalli pesanti sulle unghie dei bambini sta proseguendo, ci sono stati contatti con la regione. Immediata la replica dell'azienda. È assolutamente tutto quanto a norma di legge, è un impianto di modeste dimensioni, moderno, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative e che ha avuto tutte le autorizzazioni, anzi diciamo che ha avuto anche un iter più lungo rispetto a quello che doveva essere perché ci sono stati dei passaggi non previsti. Ricorderei a queste persone che il governo ha deciso di che in Italia non si deve più ricavare energia elettrica dalla combustione del carbone, per cui l'impianto, la centrale termoelettrica di Fusina dell'Enel è stata chiusa. In quella centrale Enel bruciava 1 milione di tonnellate di carbone e 60.000 tonnellate del nostro CSS, quindi male che vada rimangono le nostre 60.000 tonnellate di CSS che vengono bruciate in un impianto più nuovo e più efficiente e che comunque sfido chiunque a dimostrare che tutto questo non è un miglioramento della qualità di vita e dell'ambiente. E domani, 25 aprile, Venezia e il Veneto celebrano il santo patrono San Marco, naturalmente. E naturalmente anche quest'anno Antenna 3 seguirà in diretta la messa solenne delle 10 del patriarca Francesco Moraglia. 25 aprile, festa di San Marco, Venezia ed il Veneto celebrano il santo patrono ed anche quest'anno il Patriarcato ha scelto Antenna 3 per la trasmissione in diretta della messa solenne che verrà celebrata nella cattedrale dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Il Vangelo di Marco ci testimonia, ci racconta che questa salvezza è possibile, si può incontrare. La storia della città di Venezia ci racconta questo, che a un certo punto questa città ha deciso di fondare la sua esistenza, la sua identità, la sua libertà, non su un'autorità terrena, non su un'idea, non su un progetto politico, ma sul Vangelo. Un incontro ancora oggi di grande attualità. Celebrare San Marco non è celebrare semplicemente la memoria di un evento storico, ma celebrare la forza, la potenza del mistero della salvezza che è presente, viva oggi. Ed anche quest'anno, segnato pesantemente dalla pandemia, i fedeli potranno seguire su Antenna 3 la celebrazione della messa in onda a partire dalle 10. La diretta comincerà alle 9:50 con le riflessioni del Patriarca che precederanno la funzione.
E Venezia non ha mai avuto un inno ufficiale. Per i suoi 1600 anni il coro veneziano Vocal Skyline ha eseguito un brano del 1700 che storicamente si avvicina molto a questo ruolo. Quest'inno, Spirito di Dio, fu intonato per la prima volta a bordo del Bucintoro nel giorno dell'ascensione del 1736. Oggi è stato riarrangiato ed interpretato a rispettosa distanza anticontagio dalla Vocal Skyline, un organico che insieme alla Big Vocal Orchestra supera le 300 voci, assegnando a Venezia il coro più numeroso d'Italia. Il loro è un regalo alla città nel giorno di San Marco del suo 1600° compleanno. Ho chiesto a mio figlio Riccardo di aiutarmi in questa opera. Ho arrangiato la prima parte, quella canonica, quella classica, quella barocca, chiedendo a lui di farlo per la parte moderna, per la parte da condividere con i suoi coetanei. Marco Toso Borella ha scelto questo brano dopo essersi chiesto quale canto intonassero i veneziani della Serenissima, intendendolo col significato che noi diamo oggi al nostro inno nazionale. Venezia non ne ha mai avuto uno ufficiale, anche perché gli inni nazionali iniziarono ad essere adottati sostanzialmente dal XVIII secolo. In anni recenti comunque a molti brani è stato attribuito questo ruolo, ma alcuni sono stati concepiti dopo la caduta della Serenissima. Viva Venezia, viva San Marco, ad esempio, parla di Venezia al passato, altri invece erano cantati in latino. Qual era un inno che poteva essere inteso come teorico? Spirito di Dio. Questo è il tentativo di dare alla storia di Venezia una musica che è ancora nostra. E a ridosso della festa della Liberazione si susseguono le iniziative di commemorazione. Abbiamo ricordato con una lapide un amico di Romeo Menti allo stadio di Vicenza, che è Armando Frigo, un ex giocatore del Vicenza Calcio che lasciò la squadra, il gioco, per andare da volontario nell'esercito, combattere per la patria nell'esercito regolare e fu ucciso dai nazisti proprio perché difese i propri uomini, mantenendo i gradi di ufficiale. Un sacrificio umano che noi vogliamo ricordare sia per ciò che rappresenta rispetto al contrasto nei confronti di tutti i totalitarismi, in occasione anche di un 25 aprile, festa di libertà che festeggeremo domenica mattina a Villa Guiccioli. Vicenza si prepara dunque a celebrare la festa della Liberazione. Lo stile adottato è volutamente all'insegna del rispetto dignitoso delle vittime degli orrori del nazifascismo, come quelle di tutti i regimi dispotici. Dopo l'annuncio a gennaio dell'arrivo delle prime pietre di inciampo vicentine in ricordo di Guido Fortunato Oriveto e della moglie Angelina Caivano, vittime di Auschwitz, l'amministrazione comunale prosegue con le iniziative di condanna contro i crimini delle tirannie, a partire proprio dal prossimo 25 aprile. In occasione del quale porteremo anche un altro passaggio importante fatto dal Consiglio Comunale all'unanimità, il riconoscimento e il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, che è diventata nostra concittadina nel Consiglio Comunale delle ultime ore e che avremo modo di festeggiare anche dopo questo 25 aprile consegnandole questo conferimento speciale da parte della città di Vicenza. Puntata speciale del cartone animato Leo da Vinci, realizzato dal gruppo Alcune, dedicata a una malattia rara, per raggiungere con un messaggio di sensibilizzazione sia i più piccoli che i più grandi. A volte il cuore mi batte molto forte. Ha detto che ha spesso mal di pancia. Ha anche un ronzio alle orecchie. Mi fanno male i piedi e le mani. Far conoscere attraverso un cartone animato la malattia di Anderson Fabry, patologia rara ereditaria che colpisce sia maschi che femmine, causando loro nel tempo complicanze renali, cardiache, vascolari e neurologiche. L'Associazione Italiana Anderson Fabry e il gruppo Alcuni hanno scelto Leo da Vinci come testimonial, realizzando una puntata speciale dal titolo Amico raro. Sicuramente ci sono moltissime persone che manifestano tutti i sintomi tipici della malattia, ma che non hanno ancora ottenuto una diagnosi.
Ecco perché è importante dunque portare questa informazione ad un pubblico più ampio. Perché non approfittare di questi milioni e milioni di bambini che ogni giorno vedono le produzioni di Gruppo Alcuni per raccontare anche e parlare anche di temi importanti? Ragazzi, ho appena visto Fabrizio vicino a Ruscello. Ho avuto l'impressione che fosse molto stanco. Sì, me ne sono accorto anch'io. Mi sembrava che le mani gli bruciassero, non so. Quando torniamo a Firenze voglio capire un po' meglio. Un'iniziativa salutata con favore dalle istituzioni. Trasforma con creatività e intelligenza un programma per bambini e ne fa un potente strumento di informazione e di sensibilizzazione rivolto anche agli adulti. In Veneto e anche oltre i suoi confini è l'azienda ospedaliera di Padova, il centro di riferimento per lo screening e la cura della malattia. L'attenzione che vogliamo avere rispetto a questo settore è molto importante. Sappiamo che se c'è una diagnosi precoce, c'è un'individuazione in tempi molto rapidi, si riesce anche a creare un percorso ben dettagliato e ben definito. Termina qui questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Come sempre, prima di salutarci, diamo insieme un'occhiata alle previsioni meteo di Antenna 3. Ogni giorno al termine dei nostri telegiornali disegniamo gli scenari meteo per le ore e le giornate successive nel nord-est. Appuntamento fondamentale per chi lavora e per chi sceglie una gita fuori porta. Interamente curato dalla nostra redazione e prodotto nei nostri studi, gli studi di Media Nord-Est. Dunque ci salutiamo con le previsioni del tempo, ci vediamo tra poco con le prossime edizioni. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Tempo stabile e soleggiato per la domenica del 25 aprile, festa della Liberazione, dunque con clima via via più caldo, ma lunedì peggiora con qualche pioggia. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto situazione tranquilla, sarà una giornata caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi sparse. In serata addensamenti sui rilievi con prime precipitazioni, in genere di debole intensità. Temperature piacevoli, minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi con picchi intorno ai 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia, anche qui bel tempo con ampio soleggiamento dappertutto, qualche nube in più in montagna, anche con occasionali acquazzoni. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 17 e 22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione risulterà invariata, con sole dappertutto e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.